pense encore à toi. On m'avait dit que tout s'efface, heureusement que le temps passe. 1:06:02 per Francesco De Bortoli, che si porta al comando dopo 100 metri di gara, atleta classe 1996 del Veneto Banca Montebelluna in questa sesta serie dei 400 stile libero ragazzi. Rien n'était écrit, personne n'aurait juré, ne serait-ce un instant, que ces instants de vie auraient pu ressurgir comme ça. Et pourtant, le vent a tourné, tout balayé. On ne s'attache pas toujours. 2:16:61 era il riferimento a metà gara di De Bortoli, che ora vira davanti ai 250, incolmabile ormai il vantaggio sui compagni di batteria, compagni di vasca. Dopo 10 vasche nuotate, 6 alla conclusione. Si preparano per la quinta serie maschile ragazzi. In corsia 1 Jan Koller, Eisenstatter Schwimm Union. In corsia 2 Andrea Crevatin, Triestina Nuoto. In corsia 3 Edoardo Anselmi, Azzurra Nuoto Prato. In 4 Lorenzo Tinagli, Azzurra Nuoto Prato. In corsia 5 Stefan Kainrath, Eisenstatter Schwimm Union. Per 28:76 per De Bortoli ai 300 metri, intanto la virata delle due vasche conclusive per Francesco De Bortoli, accreditato di 5:30:00, saprà nuotare decisamente meglio in questa gara, visti i passaggi intermedi. Nicolas Loss e Andrea Michieletto intanto seguono in seconda e terza posizione. E siamo all'arrivo con De Bortoli, 4:39:86 il tocco finale per l'atleta Veneto Banca Montebelluna. A seguire Nicolas Loss, 4:51:11, Andrea Michieletto, 4:51:92. Questo è il riepilogo ufficioso dell'arrivo della sesta batteria. Invitiamo gli atleti a rimanere in acqua appoggiati alla corsia e distanziati